Buongiorno dalla redazione di rovigoindiretta.it, sono Angela Osti e siamo in collegamento con Mario Robbi della Protezione Civile di Porto Tolle. Buongiorno Mario. Buongiorno. Mario, l'Emilia Romagna è in ginocchio e voi lo avete visto proprio con i vostri occhi, siete già stati là martedì e adesso siete tornati qui a Porto Tolle per recuperare qualche attrezzatura e siete pronti a ripartire, anzi siete già appunto in viaggio. Dove state andando, Mario? Allora, direzione è Castelguelfo, attualmente siamo in zona Ravenna e da martedì sera siamo stati impegnati appunto nell'evacuazione in località Motta, una frazione vicina a, non so, come si chiamava l'altro? Sì, una frazione di un comune vicino a Bologna. E lì abbiamo utilizzato le imbarcazioni per l'evacuazione proprio nella zona dove ha rotto il fiume Idice e abbiamo evacuato tutti gli abitanti della zona in collaborazione con i vigili del fuoco. Abbiamo dovuto anche evacuare diversi animali, cavalli soprattutto, e poi abbiamo usufruito del nostro pulmino per ricoverare le persone presso delle strutture idonee, attrezzate a Budrio, in località Budrio. Adesso invece stiamo partendo per Castelguelfo, dove andremo, l'acqua da quello che ci dicono si è già ritirata, però chiaramente è rimasto il fango e quindi andremo a spagliare fango, a dare una mano a eliminare i mobili dei suppelletti che si sono rovinati. Esatto, tutti i mobili colpiti, certo, tutti i mobili ormai l'acqua li ha mangiati, come li ha rovinati, quindi sono irrecuperabili. Da quello che ci riferiscono l'acqua si è già ritirata in zona. Io sono in contatto con un capo squadra di Vicenza che opera in zona. Infatti ricordiamo che sono 9 le vittime dell'alluvione che ha colpito tutta l'Emilia Romagna, con 20 fiumi esondati e gli sfollati ovviamente sono a migliaia. Ma com'è la situazione dell'elettricità? Sentivo stamattina anche al telegiornale che alcune zone non hanno elettricità, fanno fatica a comunicare anche tra parenti, familiari, per capire un po' com'è la situazione. Nelle zone dove siete andati voi? Nella zona dove eravamo noi la corrente è mancata, ma non tutto il giorno. Ci sono stati alcuni momenti probabilmente dovuti a qualche guasto temporaneo, ma l'Enel ha lavorato benissimo, insomma, per ripristinare al più presto, anche perché almeno un disagio in meno. Nella zona dove eravamo noi è successo questo, in altre zone non saprei dirti, insomma, com'è la situazione. Certo. Mario, qual è la cosa che vi ha colpito di più, soprattutto per queste persone che cercate di aiutare in ogni modo possibile? Voi siete i nostri angeli in giallo. Purtroppo lì è il contatto con le persone. Tu vai a contatto con delle persone che hanno perso tutto quello che hanno. E lì l'approccio è duro, insomma, ecco. Psicologicamente resti segnato, insomma, da queste persone, c'è niente da fare. Bambini ne avete visti tanti? Sì, non tantissimi, ma c'erano insieme alle mamme, sì, purtroppo è così. Loro hanno perso tutto e tu sei lì per dare una mano, ti devi far forza perché altrimenti se ti fai coinvolgere troppo emotivamente non riesci più ad essere logico, lucido, certo, lucido certo. e logico. Per quanto rimarrete adesso? Allora, noi siamo impegnati sicuramente fino al giorno 19, quindi a domani. Esatto, dopodiché si valuteranno le esigenze, e ci sarà chiaramente un cambio di squadre. E tra l'altro altre squadre pronte, ci sono altre squadre pronte a partire per darci il cambio. Non solo di da tutto il Veneto, no, certo. Da tutto il Veneto, sì. E ricordiamo che sono chiuse anche le scuole, anche a Bologna. Quindi insomma la situazione, almeno fino a venerdì, poi si spera che possano ripristinarsi. Speriamo che si possa migliorare la situazione, sì. Sperando anche nel bel tempo, insomma. Esatto. In teoria oggi non dovrebbe piovere, giusto? Sì, le previsioni dicono appunto poco pericolo di pioggia, oppure piogge
sì, non leggeri. torrenziali, ecco, esatto. Certo. Mario, noi ti ringraziamo per questo collegamento e ti Grazie a lasciamo voi. al vostro viaggio, insomma, a te e a tutta la tua squadra. Per qualsiasi novità tu facci sapere e noi intanto vi auguriamo un buon lavoro. Grazie, buona giornata anche Grazie a alla voi. Protezione Civile per quello che fa. Grazie, grazie a voi.